l'arrivo delle grandi navi in laguna e alla monocultura turistica, il movimento è tornato a manifestare contro il ritorno della croceristica e nuovi scavi di canali in laguna. Giusto continuare la battaglia per proteggere la laguna. Con questa motivazione molti cittadini veneziani non hanno deciso di partecipare alla manifestazione dei no grandi navi. I volti di presunti borseggiatori e borseggiatrici esposti alle porte di Venezia e la protesta messa in scena questa mattina da Monica Poli e i cittadini non distratti. Altra protesta stamane a Venezia, questa volta contro il contributo d'accesso. Alcuni cittadini hanno tentato invano di farsi dare la multa. Oltre 100 lavoratori che non avevano dichiarato al fisco i loro guadagni sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza. Si tratta soprattutto di donne originarie dell'est europeo. Si è concluso il periodo di stop imposto dal decreto piante dosi. Ora gli attivisti di Mediterranean Saving Humans sono pronti a riprendere la loro missione nelle acque del Mediterraneo centrale. Il Venezia di Paolo Vanoli ieri sera ha battuto per 2-1 il Palermo, conquistando così la finale playoff e la promozione in Serie A giovedì in trasferta e poi domenica al Penzo. Buonasera, bentrovate, bentrovati edizioni di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Molte proteste oggi a Venezia. Cominciamo con quella più scenografica, diciamo, contro l'arrivo delle grandi navi da crociera in laguna e contro i nuovi scavi di canali e contro la monocultura turistica. I no grandi navi tornano a manifestare. Non ci possiamo fermare, è solo una questione che non posso neanche. Motoscafi di polizia, polizia locale, carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera. Il corteo acqueo dei no grandi navi, partito dalle Zattere, è bloccato a poche centinaia di metri dalle banchine in cui a Fusina ormeggiano le navi da crociera. Qui si sarebbe dovuto congiungere con una seconda manifestazione partita dalla terraferma, di cui in lontananza si intravede uno striscione. Fuori le navi dalla laguna! Fuori le navi! Poche ore prima, sotto una pioggia ancora battente, gli attivisti si ritrovavano alle Zattere. La manifestazione era già stata rimandata una volta per maltempo. Oggi le nuvole si sono diradate poco dopo l'arrivo delle prime persone. È vero che le grandi navi non possono più passare per il canale della Giudecca e il bacino di San Marco, ma all'orizzonte ci sono altri piani ed è questo il motivo della contestazione. Il governo, la regione, ma soprattutto l'autorità portuale stanno facendo di tutto per devastare la laguna pur di far tornare le grandi navi. Il progetto è quello di Malamocco Marghera e poi dello scavo di Vittorio Emanuele per farle tornare addirittura dentro la marittima. Questo vorrebbe dire gigantismo navale di ultimo livello, quindi le navi enormi, quelle che Venezia e l'Italia non hanno mai conosciuto. Vuol dire scavare fanghi tossici dannosi per noi e per l'ambiente lagunare. Vuol dire pericolo, perché i venti forti potrebbero far sbandare le navi direttamente sull'area industriale di Marghera. Tre barche unite assieme con le sembianze di un pesce arrivano alle Zattere. È il segnale che il corteo acqueo è pronto a partire. Tommaso Cacciari, esponente storico dei no grandi navi, annuncia che il porto ha anticipato la partenza di una nave. Doveva partire alle 4, è partita alle 2 per evitare la manifestazione. C'è una Costa Crociera che invece non è riuscita ad anticipare la partenza e quindi tra poco partiamo e andiamo a contestare la seconda nave. Il corteo parte alla volta di Fusina, dove poi avrà anche l'occasione di contestare una nave da crociera di passaggio. Il segnale di un deciso dissenso è stato lanciato. Oltretutto Venezia, sostengono dal comitato, non ha bisogno delle navi da crociera nemmeno dal punto di vista economico. Ormai da qualche anno la crocieristica è ferma. Non mi sembra che in questa città il turismo sia sceso, non mi sembra che l'economia sia andata in crisi, non mi sembra che stiamo vivendo una carestia, mi sembra che anzi la città continui a vivere il problema della monocultura turistica a fronte di una città che si spopola a causa del turismo. Ci servono le navi? Ci serve 1,5 milioni di turisti in più all'anno? Noi pensiamo di no. Sentiamo ora le voci dei partecipanti alla manifestazione. Sono qui oggi perché ancora una volta vogliamo ribadire fortemente la nostra contrarietà all'ingresso delle grandi navi da crociera nel delicato equilibrio della laguna, già compromessa, no, per i cambiamenti climatici, per gli scavi. Noi non vogliamo assolutamente che questo disastro continui ad avere luogo. Siamo qui per difendere la nostra città e lo faremo fino alla fine. C'è questa attenzione alla fragilità di Venezia? Da parte dei veneziani sì, c'è questa attenzione e siamo molto preoccupati perché è difficile
essere presenti e attenti a questa cosa, però c'è, la viviamo tutti i giorni. Sono contro le grandi navi, penso il progetto di fare il canale e anche di fare l'approdo attivo ancora una volta è veramente pazzesca. Per me non è possibile di andare come questo. Perché qui oggi? Perché concordiamo con la battaglia per le navi fuori dalla laguna, le grandi navi fuori dalla laguna. Per quale motivo? Perché squilibra sia la laguna sia la città, con la presenza da un lato della mole enorme delle grandi navi che hanno effetti negativi sull'ecosistema lagunare e poi sulla presenza costante di questi turisti, che la presenza massiccia che squilibra la città. Ho sempre seguito la vicenda del combinato Navi, ho esultato per la grande vittoria che non è definitiva, appunto, per cui credo che sia giusto, insomma, continuare questa battaglia. L'iniziativa, ma anche la provocazione di Monica Poli ai cittadini non distratti, i volti di presunti borseggiatori esposti alle porte di Venezia. Attenzione borseggiatori, attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatori, attenzione pickpocket! Allarme a Venezia! Eccoli, i volti dei presunti borseggiatori più attivi a Venezia che il Comitato dei cittadini non distratti insieme a Monica Poli, Lady Pickpocket, ha voluto esporre su 5 metri di cartellone alle porte della stazione dei treni, luogo per loro di maggiore azione, in modo che chiunque passi possa riconoscerli e salvaguardarsi. Qui se ne vedono circa 90, ma, dicono i membri del Comitato, sono molti di più e denunciano sempre più bambini. Venezia è sotto assedio, abbiamo decine e decine di borseggiatori, e abbiamo decine e decine di bambine minorenni, addirittura bambine di 10 anni costrette a rubare. Non si può più andare avanti così. Dove sono i servizi sociali per queste bambine? Abbiamo una bambina che avrà 9 anni. Stanno sfidando lo Stato italiano. Non ci sono le leggi. È una vergogna. Le forze dell'ordine hanno le mani legate. Il messaggio ancora una volta va al governo. Il ministro Nordio deve assolutamente intervenire e porre fine a questo scempio che rovina l'immagine di Venezia e anche di tutta l'Italia, perché siamo veramente invasi da delinquenti. È una piaga sociale che riguarda turisti, residenti veneziani e anche disabili, che sono vittime di questi borseggiatori che non hanno proprio veramente un minimo di cuore. La protesta ha attirato anche le polemiche di alcuni passanti contrari alla scelta del comitato di mostrare i volti dei presunti borseggiatori identificati dal gruppo, ma loro spiegano. Li vediamo tutti i giorni, no, ci ridono in faccia, ci danno del pedofilo, ci offendono, adesso sono diventati anche molto aggressivi. Ecco, cosa possiamo fare? Adesso facciamo una manifestazione in modo che il problema venga a galla. La scorsa settimana a subire un'aggressione che l'ha portata in ospedale è stata la spagnola Eliana Guerrero della pattuglia cittadina di Barcellona, un comitato di residenti simile a quello veneziano. Ai cittadini non interessa se le carceri sono piene, si costruiscono. Perché il problema sta tutto che le carceri sono piene. L'Europa ci ha imposto il 25% dei processi, ma dove stiamo arrivando? Noi paghiamo le tasse, pretendiamo la sicurezza e i turisti che vengono in Italia e spendono i soldi pretendono la sicurezza anche loro. Intanto venerdì è stato arrestato un giovane magrebino dopo il 4º borseggio compiuto a bordo dei treni a danno dei turisti. La polizia ferroviaria era sulle sue tracce da tempo e grazie alla verifica dei documenti con cui girava risultati falsi è stato bloccato. La convalida dell'arresto ha poi portato a una condanna a 1 anno e 2 mesi, pena sospesa. La pioggia non ha fermato le proteste di questa mattina a Venezia, l'ennesima, questa volta contro il contributo d'accesso. Sento il dovere di disobbedire a una norma illegittima, anticostituzionale, che è contraria alla dignità dei cittadini, ma che apre la porta all'acquisto dei diritti, che è una cosa inaccettabile. I nostri diritti noi non li compriamo e questo è nel quadro di un sistema di sorveglianza e controllo globale che non intendiamo accettare, che è fuori legge, che è fuori veramente dalla grazia di Dio. Una trentina di persone hanno appoggiato la protesta del professor Tutino arrivato da Roma per portare di fronte ai giudici la questione
questione del ticket d'ingresso e della sorveglianza globale. Ha cercato in ogni modo di farsi multare dagli agenti della polizia locale, dai sorveglianti e dai poliziotti, senza però riuscirci. Esiste un sistema di controllo e sorveglianza che è correlato a questo tipo di provvedimenti, che è totalmente illegale, tant'è che non riusciamo a farci fare la multa. Giorni fa un sondaggio ha rivelato come la maggior parte dei residenti non sia d'accordo con questo provvedimento. Abbiamo fatto un sondaggio scientifico con Demetra, il 90% della popolazione di Venezia è contraria a questo sistema umiliante, il 90%. Non serve a ridurre il turismo e serve soltanto a umiliare la popolazione. E questo regolamento è figlio della Smart Control Room, ovvero un cervello digitale che sorveglia la città con 700 telecamere, con l'aggancio alle nostre celle telefoniche, per cui veniamo seguiti ogni quarto d'ora, è nota la nostra posizione. Dopo svariati tentativi, Tutino alla fine è andato in questura ad autodenunciarsi e a denunciare agenti e vigili per omissione di atti d'ufficio. Oltre 100 lavoratori che non avevano dichiarato al fisco i loro guadagni sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza. 116 lavoratori colfebadanti regolarmente assunti che non avevano presentato la dichiarazione dei redditi e quindi risultavano completamente sconosciuti al fisco. Li ha scoperti la Guardia di Finanza di Venezia dopo una serie di controlli nel settore della collaborazione domestica avviati a inizio anno e basati sui dati forniti dall'INPS inerenti il periodo tra il 2017 e il 2022. Si tratta di lavoratori regolari, per lo più donne di origine dell'Est, solo 8 casi con cittadinanza italiana, residenti nei comuni di Jesolo e Cavallino Treporti, che hanno sottoscritto contratti di collaborazione versando i relativi contributi previdenziali, ma senza poi provvedere, superata la soglia di reddito di 8.000 euro annui, a presentare la dichiarazione dei redditi. L'attività investigativa tuttora in corso ora mira a incrociare massivamente i dati dei singoli lavoratori con quelli presenti nella banca dati ISEE, al fine di appurare eventuali indebite fruizioni di prestazioni sociali agevolate come il reddito di cittadinanza e quello d'emergenza. Dopo una serie di segnalazioni al bar Riviera di Oriago, frequentato da clienti con precedenti talvolta armati di pistole e coltelli, il questore ha deciso di sospendere la licenza per 7 giorni. Vari gli episodi denunciati ai carabinieri di Mira, che in uno degli ultimi interventi per riportare la calma nel locale sono stati anche aggrediti. Di qui la decisione del questore di sospendere l'attività. È il terzo ordine di sospensione in un mese. Ad aprile stessa sorte per il bar Trieste di Chirignago e il kebab di Santi Apostoli a Venezia. Si è concluso il periodo di stop imposto dal decreto piante dosi. Gli attivisti di Mediterranean Saving Humans sono pronti a riprendere la loro missione nelle acque del Mediterraneo centrale. Sono attese presto novità dalla nave Mare Ionio. Il periodo di fermo amministrativo della nave della ONG Mediterranean Saving Humans si è concluso. Lo stop imposto dal decreto piante dosi è quindi definitivamente alle spalle. Ora la nave dei veneziani Luca Casarini, armatore, e Beppe Caccia, coordinatore e portavoce di missione, è pronta al più presto a tornare in mare per salvare vite umane in difficoltà nel Mediterraneo centrale. Gli attivisti non demordono e ripartiranno da dove erano stati fermati. Questo l'annuncio. In queste ultime settimane la nave si sta sottoponendo ad una serie di interventi di manutenzione tecnica per poi riprendere la rotta più convinta che mai. Gli attivisti contestano completamente la versione e la ricostruzione fornita dalla Guardia Costiera libica e nei prossimi giorni anche su questo aspetto sono attese importanti novità. Azioni che hanno già sollevato un lungo dibattito politico e discussioni a livello parlamentare. Chi salva una vita salva il mondo. Interpretando questo slogan, l'azione di Mediterraneo si farà sentire nei luoghi più difficili dell'emergenza. Nei prossimi giorni sarà annunciato il programma. Cambiamo argomento. Questa sera la partenza della mezza maratona a Jesolo, che apre di fatto la stagione dei grandi eventi.
6.000 atleti, di cui molti stranieri provenienti principalmente da Austria, Francia, Ungheria, Stati Uniti, Gran Bretagna, Slovacchia, Spagna e Polonia, saranno i grandi protagonisti questa sera a Jesolo della 13ª edizione della Moonlight Half Marathon, ovvero la mezza maratona al chiaro di luna, che animerà la serata tra sport, turismo e grandi eventi. Dal Kenya al Burundi sono i grandi favoriti della gara organizzata da Venice Marathon. Il presidente Piero Rosa Sarva ringrazia tutti i partecipanti che anche quest'anno hanno fatto registrare un sold out. Abbiamo raggiunto anche quest'anno numeri importanti, anzi abbiamo superato i numeri dell'anno scorso, siamo in sold out con i 6.000 partecipanti suddivisi tra 10 km e la mezza maratona. Poi devo dire che abbiamo avuto anche un rafforzamento dell'attività promozionale della Family Run, che per noi è molto significativa perché coinvolge il mondo della scuola e ha anche delle finalità solidali e benefiche. A precedere la mezza maratona sarà la partenza della 10 km. Piazza Milano accoglierà e applaudirà i partecipanti all'arrivo tra 2 ore di folla con migliaia di persone lungo il percorso. In mattinata è stato inaugurato anche il villaggio dello sport. È un evento compiuto che è molto gradito e molto accolto con grande favore anche dal territorio ed è anche molto atteso dai nostri runner di tutti i tipi. Abbiamo molti stranieri, abbiamo una bellissima alta percentuale di donne, insomma diciamo, incrociando le dita, è un evento che promette di essere un grande successo. Ora il calcio, perché il Venezia ieri sera ha battuto per 2-1 il Palermo, conquistando così la finale play-off per la promozione in Serie A. La serata perfetta nel momento topico della stagione. Il Venezia Football Club di Paolo Vanoli, in uno stadio per Luigi Penzo di Sant'Elena tutto esaurito e stracolmo, con oltre 10.000 spettatori sugli spalti, ha battuto per 2-1 il Palermo, bissando così il successo dell'andata e conquistando la finale play-off di Serie B, che tra giovedì e domenica metterà in palio un posto per salire in Serie A nella prossima stagione. Splendida la coreografia arancione-verde in un'atmosfera magica, come vediamo dalle immagini pubblicate nel canale YouTube del Venezia grazie alla concessione della Lega. L'autore della seconda rete, Antonio Candela, dopo l'iniziale vantaggio di Tessman, commenta così: è stata una prestazione collettiva di squadra e siamo andati molto forti, abbiamo spinto sin da subito perché ci siamo detti, al di là del vantaggio che avevamo vincendo 1-0 a Palermo, di dover pensare a vincere oggi senza pensare al vantaggio, appunto, e quindi penso che l'abbiamo dimostrato e tutti abbiamo fatto un'ottima partita, credo. Siamo una squadra molto giovane e quindi che deve spingere sempre, che quando magari rallenta un attimo può distrarsi. E magari dobbiamo essere più bravi quando siamo in vantaggio a gestire il possesso e non perderlo, però sì, credo che nel primo tempo siamo andati forti come spesso abbiamo fatto in campionato e siamo andati avanti di 2 gol meritatamente. Ora il Venezia attende la vincente di Cremonese e Catanzaro in campo stasera per vivere altre 2 serate che ci si augura indimenticabili per conquistare la Serie A, giovedì fuori casa e poi domenica 2 giugno in un Penzo che sarà ancora sold out. Da questa mattina è già iniziata la prevendita dei biglietti. Fortissima emozione, il pubblico ci dà carica e si è creato un legame davvero forte tra noi e il pubblico sin da subito, quindi siamo felici di aver gioito oggi e non vediamo l'ora di ritornare qui domenica. Questa è l'ultima notizia per questa sera, grazie per essere stati con noi a tutti, un buon fine settimana, arrivederci.